Buongiorno squadra, il programma di oggi è quello di raggiungere il rifugio Zacchi verso sera, cenare lì e poi rientrare in notturna. Una volta arrivati nel furgoncino il programma è quello di dormire sui laghi di Fusine e oggi proveremo a fare un settaggio interno e vedere come tiene a livello di coibentazione il veicolo. Quindi andiamo a preparare il furgoncino mettendo il materasso e poi lenzuola e sacco a pelo internamente. Non vorrei che scappi di così. Stiamo preparando il letto con le lenzuola date dalla suocera. Di flanella che non bisogna. Grazie Teresa. Rigorosamente rosa. Esprimi la tua opinione. Che ho già freddo e sono solo meno 6 gradi. Ok, scenderà questa notte, È fino a meno 15. Benissimo, perfetto, ma noi siamo ben che organizzati. Mostra. Dai, che tiri i calci da sotto, mostra. Il letto? Ok, abbiamo preparato il letto, poi sotto qua abbiamo messo la Bluetti che verrà collegata, scusate, con questa stufettina qua. Termoscaldo, abbiamo messo gli isolanti su tutti i vetri e adesso aspettiamo i ragazzi. Al bar, grazie. Andremo su la grappa. No, al bar. Allora li ok. aspettiamo. E niente, dopo si andrà su allo Zacchi e mangiamo una robina e poi si scende su e ci buttiamo in Una cova. robina, ci hanno detto che Questa notte io sono sicuro che mi abbraccerai volentieri. ti ammiro tantissimo. La salita allo Zacchi la facciamo a torce accese lungo la strada bianca, avvolti da un'atmosfera magica e un silenzio surreale. Allora, raggiunto Zacchi, barba ghiacciata. Adesso entriamo a mangiare qualcosina. In rifugio ci facciamo prendere dalla gola e commettiamo il classico errore di avere gli occhi più grandi della pancia. Tutto buonissimo, delizioso e super abbondante e ne paghiamo le conseguenze. Allora, Cristina. Oh Maria Santissima. Dai, su. No, non dir cose. Volevo fare la Di foto della parolacce. tagliatellina e invece lei ha zannato subito. Sì, E dopo è bella cos'è che hai? calda. Basta. Le costicine. No, tu le hai prese le Ok, posticine. va bene. Basta. C'è che la faccia preoccupata. Perché si deve mangiare questa fetta di strudel qua, enorme. Dopo un pranzo di Natale praticamente. Più o meno. Ce la fai? La portiamo a casa? No. La mettiamo in furgone? Sì? Va bene, fatta. Tiro via la panna però. Al rientro via Spediti lungo il 513 sotto una luna piena splendida. Bene Cri, dai, la situazione sono mezzanotte 22. Ah sì? Sì, Non sapevo siamo neanche. rientrati dallo Zacchi, abbiamo fatto un bellissimo giro, veramente Molto bello. bello. Molto, con la luna piena, la Bellissimo. neve. È stata proprio una gran figata. Adesso ci siamo sistemati nella parte sotto del furgone. Dentro, Andiamo dentro il furgone. dentro il furgone. Boh, insomma, così per farci capire. Stufettina accesa finché dura. Copertona. Adesso la spegniamo, ci infiliamo sotto il piumone. Ok. Lenzuola di flanella Sì, rigorosamente. rosa. E buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Abbiamo passato la notte in furgone a Fusine, meno 15, si è ghiacciato tutto, ma per dentro. Però non è andata male, No, mi si è congelato il mascara. No, è diventato duro. Amore, che quanto freddo fa. È che tira un venticellino gelido. Allora, abbiamo parcheggiato di fronte alle piste di salto con lo sci, giusto? Sì. È uno sport che io non seguo, mi piace, non seguo salto con gli sci? Ok. Sì. Da qua noi andremo avanti e faremo una semplice pista ciclabile. Sì, ma ci no, sta. c'è anche un sentiero, per amor di Dio, però. Una roba molto Relax. molto relax, molto Proprio soft. da
Per entrare in questo parco si paga un biglietto, dovrebbe essere 3,80 euro. E 80 le macchine. Ok, la macchina, il giornaliero. E vedo gente con gli slittini, quindi potrebbe assomigliare un po' a quella che è la nostra Valsaisera, no? Sì, No? vero. No, un pochino così, no? Cartello illustrativo, non si può campeggiare, i cani devono essere al guinzaglio, è escursionistico, qua dove siamo, e tutto il resto è scritto in sloveno, quindi ciao. Allora, ok, allora noi siamo qui e dovremo arrivare qui. E poi in verità ci sono tanti altri percorsi, però siccome è una zona tutta da scoprire, vediamo un po' strada facendo. Allora, questo cartello va a segnare l'entrata nel Parco Nazionale del Triglav. Questo cosa ci fa intendere? Che il drone che io ho portato e che è nello zaino rimarrà nello zaino, perché nel Parco Nazionale del Triglav non si può dronare, quindi nein drone, gli facciamo fare un giretto così. Da subito il cartello va a indicare che si può prendere il sentiero alla nostra destra o alla nostra sinistra, e si fa comunque un giro ad anello. E il tutto è spiegato molto bene da della cartellonistica, appunto. Il sentiero della Valle del Tamar è una conca di origine glaciale appartenente al Parco Nazionale del Triglav. Il percorso, semplice e ben segnalato, vi permetterà di raggiungere, attraverso boschi incantati, luoghi di importante interesse naturalistico. Continuamente circondati da giganti rocciosi, percorriamo macchie alberate totalmente ghiacciate, talmente belle da non poter che fermarsi continuamente per scattare delle foto. La zona vanta di decine di camminate e sentieri da percorrere in mountain bike e slittino, regalando agli appassionati di sci da fondo oltre 40 km di piste. Allora, ho preso queste due cose qua, che non so cosa sono, perché erano in sloveno. Buon, sarà il tè al limone. Magari una roba super mega alcolica. Assaggia. Cos'è? Tè al limone. Non è che ci farà male. Perché è analcolico. Decidiamo quindi di lasciare il rifugio per proseguire direzione cascate Crna Voda. Perdonate la pronuncia, Questa qua è la cascata maggiore, però poi ci sono, non so se riuscite a vedere, 1, 2 e 3 cascate minori. Bellissime. Il nostro consiglio è quello di allungare un pochino il percorso per poter visitare questi giochi d'acqua ghiacciati e gli enormi blocchi che si sono creati sotto i getti. Le cascate sono state un piacevole fuori programma, dato che ne ignoravamo l'esistenza, e vi devo confessare che siamo rimasti un bel po' con il naso all'insù ammirando questi imponenti e maestosi giochi d'acqua. Noi sappiamo il nome di questa cascata? Non lo sai? No, è comunque in sloveno. Ok, e non è il caso dirlo, che poi va bene. Però venite, perché è veramente molto bella. L'ultimo pezzettino lo consigliamo con i ramponcini, no? Sì, perché si scivola un po', ok. E c'è questo gioco appunto di cubi di ghiaccio trasparenti, che sono veramente molto belli. Adesso noi scendiamo e ritorniamo verso l'ovile. L'ovile, la macchina. La macchina. Anche la macchina. Ok. E dopo All'ovile. Sorpresa. Sentite che pace e silenzio. La seconda parte del sentiero è molto meno frequentata della prima. Così risparmiamo i soldi di Epidemic Sound e facciamo le musichette io. Percorso, amore, decisamente più popolato e affollato. Diciamo che il lato destro, tornando indietro, è più aperto e più panoramico. Durante il rientro abbiamo deciso di addentrarci un pochino nel bosco, senza mai però perdere il sentiero.
giusto per condividere con voi i momenti magici che abbiamo vissuto. In un ambiente di luci e riflessi, circondati dal ghiaccio, ci siamo isolati da chi risaliva per poi scendere con lo slittino. Il desiderio di silenzio e pace e la sensazione di essere avvolti da tanta bellezza è stato come ricevere una carezza ghiacciata e calda allo stesso tempo. Per completare la giornata visitiamo il Nordic Center Planica, un edificio costruito per ospitare il museo di salto con gli sci. La vallata vanta una lunga storia che inizia già negli anni 20. Pensate che fino agli anni 50 tutti i record mondiali di volo, tranne uno, erano stati raggiunti proprio qui. Bene squadra, dopo una visita veloce al lago ghiacciato dove la gente ci pattina senza avere il pensiero di caderci dentro e il classico pollo fritto di ratece più palacinche, Ha la faccia del tè al limone. vi mandiamo la carta tabacco con i dati tecnici del percorso. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima, fate i bravi!